qua sta per essere denunciate di simil nefandezze. Anche un semplice gioco di magica destrezza per incantare e divertire per semplice solazzio. Beh, direi molto bene, il pubblico era sufficiente, ci siamo dati da fare moltissimo e dopo quasi 2 anni che non eravamo qui in campo nell'antica fiera, in campo delle fiere, finalmente siamo riusciti a farla, siamo rinati. Ho visto la popolazione del paese, ma anche di paesi limitrofi arrivare, darci delle grandi soddisfazioni, camperisti ce n'erano a sufficienza. C'erano diversi camper che si ritrovano qua ogni anno per passare insieme queste 2 giornate così di medioevo. Molti gli allestimenti nuovi che avevamo fatto e quindi abbiamo centrato proprio l'obiettivo. Che collaborano a questa attività, a questa rievocazione storica, sono 42 associazioni con circa 600 addetti per organizzare un po' il tutto. Quest'anno c'era qualcuno in più perché avevamo anche il problema Covid, quindi segnaletica, mascherine, quindi attenzione, contapersone, e quindi abbiamo cercato di essere perfettamente in regola come dettato dal piano di emergenza.